Buongiorno Italia, ben ritornato, no, ben ritornata riferito all'Italia o ben ritornati riferito ai tu italiani. Vabbè. Oggi ti portiamo ragazzo, tanto per cambiare soggetto di continuo, ti portiamo a visitare la famosissima osteria senza oste di Valdobbiadene e dopo ti racconterò anche la storia. Gli altri sono quasi pronti e io guardo con orgoglio la mia bici in tenuta da vecchio ma con una sella estremamente comoda e soprattutto sti borsoni, guarda che sono una cosa eccezionale perché da una parte c'è tutto il cibo con la bottiglia d'acqua e tutto quanto, e dall'altra il drone, tutte le batterie, caricabatterie, i cavi. Che comodità! Cioè non ti batte nella schiena lo zaino, hai capito? Tu vai via ultra leggero, è una figata pazzesca. Dopo una ricca colazione si può partire tranquillamente. Ho iniziato gentilmente con la tisana, con i biscottini e tutto quanto, hai capito? E dopo niente, mi è salita l'arroganza e mi sono fatto un mega filone imbottito con un bicchiere di vino rosso. Fatto bene. Comunque Ezio, guarda che qua bisogna fare un discorso un attimo perché stiamo incrementando un po' troppo le vendite di questi giocattoli. Vero? Dì, quando sei andato a prenderlo non gli hai detto che ho visto il video del Cingano? Certo. Porco cane. No, gli ho detto. Ah, gli hai detto Ma su tu serio? sai che è arrivato, mentre scriveva il contratto, mi fa Giovanna, guarda che c'è Ezio qua. Mi giro, è venuto a salutare. Ah sì, me l'avevi detto, è vero? È venuto a salutare. Io sono ultra pro dei furgonati. Oh, guarda Italia che figata. Vedi, questo è quel legno che io ti dicevo che seppur scuro ci sta perché ha la sua eleganza. Ma sicuro che avrebbe lo stesso modello di Ezio? Sai che cambiando il colore mi sembra proprio completamente. Ma anche il frigo, Ezio ha quel frigo là? Identico proprio. Dometti 90 litri. Guarda Ezio, il tuo camper di un altro colore, hai visto? Perdonami Italia se ho acceso la GoPro, però dobbiamo andare a divertirci e non posso andare via con 40 kg di strafante in mano. Ezio, perdonami, scusami Ezio. E qua è la doccia? Però mi sembra più bello loro. Perdonami. Doccia passante, no? Sì. E questo è l'etichetta. Guarda che vuol dire tanto il colore, vedi? Come scarosso. Camper di merda, era scarosso, però col colore che aveva, ciò sembrava una casetta dei sogni. 1,60 m, quasi 1,56 è largo il letto. Sì, beh, sei come quello di Ezio. Diceva che avrebbe sacrificato 10 cm. Ma no, Ezio si va meglio impitonare, dai. No, ma 10 per la dinetta, ma sì. Di spazio. Ezio, tutta salute, più attività nel letto e meno attività a tavola, dai Ezio, anche a te. Però l'Italia, vedi, sai che io ho la fissa, no, dell'estetica, dei colori e le cose, mi conosci bene. Guarda quanto cacchio cambia solo cambiando il colore del portabici. No, ma concentrati, sii serio. Guarda, è completamente tutta un'altra cosa, dà completamente tutt'altra impressione. Immaginatelo grigio come tutti, è un pugno nell'occhio, no? Cioè guarda, nero invece non è tanto che non è un pugno nell'occhio, ma è veramente un tocco di stile non indifferente. È che non va bene nel mio, sennò senza che si offendessero glielo ciavavo su. Ma io stanotte ho sentito che qualcuno trafficava. Allora loro ce l'hanno tra virgolette da poco, no? Questo furgonato, e ovviamente se lo stanno godendo e divertendo. Mi raccontava che l'unica cosa, e là lo capisco benissimo, lui proviene da noleggi, no, di camper, mi diceva il garage che gli manca. Questo perché? Non tanto per il garage che adesso ci fa vedere, c'era anche il furgonato, ma per il modo di utilizzare la bicicletta che a Cingano, cioè che la prendi, la butti dentro così com'è senza neanche legarla, hai capito? Mentre tanti vedo in giro, dicevo anche a loro, che hanno il garage enorme e la bici fuori nel portabici, cioè ci tengono anche la suocera nel garage e la bici fuori, te tenerà a suocera fuori nel portabici e a bici dentro, dai! Sai cosa, questo qua è alto da buttare qua su, no? Porca troia, e come fai? Quanto averlo qua? Come fai a legarla? Muscoli. No, ma legarla? Con i punti di piedi così. Beh, perché io sono tappo. No, è quello, è una moi mi dà una mano. Ah, io non ce la farei, cioè non ci arrivo. Scaletta. Vabbè. Ma perché così alta non si può abbassare, scusa? Io rimango qua oggi, non c'è problema. Perché, scusa? No, Italia, un attimo, è il bello della diretta. Non trovo più la chiave. Come non trovi la chiave? Cazzo, che una fantasia però poi, scuse, non trovo più la chiave. Cioè, di solito, non so, il ciclo, che robe là, no, non trovo la chiave. E anche qua è tutto ma proprio identico a quello di Ezio. Pesano meno queste? Sì, le conosco. Anche... Non tutti, esatto, non tutti le conoscono, quindi è corretto anche farle vedere. Vedi anche dov'è il livello, in questo caso. Esattamente, queste Italia sono delle bombole in vetro resina molto più leggere rispetto alle altre e non si trovano dappertutto, questo te lo dico. Solitamente si trovano appunto dai concessionari di camper, ma comunque non tutti le hanno, questo te lo assicuro. E qua il garage tutto. Bello? E con Ikea mi sono organizzato le scatole
Perché anche lui ha il cartellone omologato, hai visto? Per questo, perché l'altro prendi la multa se viene con quello. Se uno No, ma se trovi qualcuno pignolo, può multarti. no, ma io con quello. ho anche quello. Sì, ho dentro l'ho visto. Sì, sì, sì. Ma quello lì, se tu, lì adesso è a filo, non è un problema, ma se tu metti quello lì con un carico sporgente. Sì, sì, sì. Sì, devi trovare chi vuole romperti le balle. Esatto, esatto. Vedi qua il Perché io carico. sono andato avanti 2 anni senza cartello carichi sporgenti, cioè che proprio non c'era. 3 scatole con, vabbè, qua un crick in più, vabbè. Vabbè sì, vedi, con le la gomma scatole, distorta, giustamente. Con le scatole organizzi le tue cose. Certo. Con la cosa della Anche perché montagna, con le tavolino, scatole, tavolino, sedie. sì, soprattutto con scatole tra virgolette basse come le sue, puoi sì. permetterti di mettere una scatola sopra l'altra. Esatto. È la logica dei cassetti che ti dicevo sempre, no? Quindi moltiplichi a dismisura lo spazio di stivaggio. Tu prova a immaginare una credenza, quindi questo spazio è una credenza, e prova a immaginare questo spazio come cassetti. Ti può stare anche 10 volte tanta più roba, no? Rispetto a averla sciolta così, perché avendola sciolta non ha appoggio, hai capito? Né in verticale né in orizzontale. Bando alle ciance, andiamo a vedere l'osteria senza oste, vediamo se riusciamo a convincere Marco. Marco, vuoi vedere che abbia perso le chiavi sul serio? Ah, ci sono anche un po' più di camper e furgoni camperizzati qua in giro per la città, perché c'è una gara di motocross. Infatti stamattina c'erano tutte le moto da cross qua in piazza, io Mona non avevo né la GoPro né il telefonino e quindi niente, non te le ho riprese, perché c'era anche qualche furgoncino interessante, proprio furgoni garage per le moto con l'officina e tutto quanto, e dall'altra parte a metà una mini area camperizzata, però giusto col lettino, la stufa, il camino, hai capito, quelle cose necessarie per la sopravvivenza. No, accendi la GoPro. Allora Marco ha perso le chiavi della bici e ho detto no ragazzo, nessun problema, adesso organizzo un tour di un expedition con i ragazzi per trovare le chiavi, faccio un passo per andare dai ragazzi, ecco le chiavi per terra. Bene, ora che hai finto di perdere le chiavi possiamo anche andare, no? Ok, andiamo, ma denotati la mia bici ultra da anziani, ma ultra comoda, cioè ti porti dietro veramente qualsiasi cosa e ti senti leggerissimo, è una figata. Non solo strada del Prosecco, vieni qua a te in un bel weekend soleggiato e vedrai quante bici. E fa caldo, e fa freddo, e c'è troppa salita, e c'è troppa discesa. Ma quanto pigna in culo sono? Dios mios, se non ho stralenato le gambe Italia. Ma che bello in alto la scritta, antico caffè commercio. In ogni caso non ti spiego dov'è l'osteria senza oste, perché la trovi già segnata su Google Maps. Potrebbe essere che è troncato, quindi osteria senza apostrofo oste. Dio, stanchissima la bici. Qua dove abbiamo fatto il compleanno del CP ieri sera. Ripercorreremo coi tosati la strada che abbiamo fatto ieri con Marco, quella dove abbiamo fatto volare il drone in mezzo alle colline, no? Non dove c'era il monumento a quel ragazzo 18enne dell'aviazione morto, no, dove c'era quella terrazza, osteria terrazza, ti ricordi? Lì, da lì in poi dovrebbero essere tipo 6 km neanche, no 3 km, c'è l'osteria senza oste. Ma che super biblioteca! Sarà mica solo biblioteca? No, perché te hai visto i ciclisti professional e ti senti ciclista, ma non sei ciclista. Guarda che roba, assurdo! Centro acustico, proprio Michele che sei sordo come impestà. Michele, neanche a fare la posta? Secondo me è Michele che ha aperto il centro qua. Ma sì, dai, poverini, non hanno visto neanche il falcino, facciamogli vedere il falcino. Ti piacciono le cose architettoniche? Ma ti piace anche il falcino? Ti ho detto, loro hanno proprio la faccia di chi vuole vedere un falcino. È vero Italia, non l'avevamo neanche detto. Villa dei Cedri, che è questa villa qui, ossia quella del falcino, così rinominata da me, inizialmente era un filatoio ai tempi del 1800. Oggi invece è una villa disabitata che ora noi andremo a visionare. Che abbiamo dato tanto ieri, sì, queste due chiese strabellissime, una molto tipica, l'altra molto particolare, in queste colline stupende, no, di Valdobbiadene, nei confini di Valdobbiadene, perché qua già siamo fuori. Sono a 10 km dopo il punto dove dobbiamo andare noi, quindi un 10 km extra. Non è tanto per i 10 km che sono nulla, ma il problema è
Sì, ma che c'è il falco, che bello, visto però la situazione è molto più probabile che sia un avvoltoio. Infatti se vuoi scoprire cosa c'è dopo la morte, no? Non servono tanti misticismi, esperienze spirituali, no, ciapa a bici, va su per colline del Valdobbiadene e lo scoprirai. Però una cosa, Italia, quando smetti di fumare, la puzza dello smog delle auto, mamma mia, quelle a gas poi come le senti, super strazzata. Un sorpasso che ha lasciato l'America. Cos'è che ha l'America ogni volta? Sconvolta. Che dopo uno dice, madonna, ma che problemi ha sta America che si sconvolge sempre. Guarda l'Italia, guarda questo dietro casa, guarda che ci starne de vin. Vedi? Altro che te che dici, aspetta, vado a prendere la roba in cantina. Pivello dilettante. Salvietta, ma non è lui. Salvietta, avevi un... Sì, calma capo, calma. Che lui schiaccia l'acceleratore. Io pesto i pedali per chilometri e chilometri, quindi calma e pazienza. Eccolo. Oh, crazy, all of you.